Noi siamo stati allevati con un detto qui in Veneto, no? Tutto ciò che non strozza ingrassa. E penso che calzi a pennello, anche se il mondo della scienza rabbrividisce davanti a queste frasi, penso che un tampone non faccia mai male a nessuno e che comunque con un tampone si possano anche salvare delle vite. 13.000 nuovi tamponi, la strategia della regione è già partita. D'altro canto, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, l'OMS ha confermato occorrono test per arginare i positivi asintomatici. Regione che per far fronte all'emergenza sta già impegnando a bilancio qualcosa come 50 milioni di euro, dall'acquisto di nuovi respiratori all'assunzione di centinaia di operatori sanitari. L'ultimo bando che ha fatto Azienda Zero per cercare di reclutare più personale possibile ha dato questo risultato: 196 medici, 23 pensionanti, 62 abilitati, 53 medici specialisti, 58 specializzandi e 290 persone del comparto. Il totale di operatori, medici più personale del comparto che finora quindi hanno risposto al bando regionale, l'ultimo che è stato emanato dall'Azienda Zero, è di 486 persone, che sono oltre, chiaramente lo specifichiamo, ai 525 che avevamo già autorizzato. 1 migliaio di nuovi operatori quindi. Quanto ai dispositivi di protezione, alle mascherine, a breve sarà presentata la soluzione escogitata, diciamo, a chilometro zero. Penso ce ne vogliono almeno 150.000 al giorno, almeno, e nei prossimi giorni presenteremo un'operazione che stiamo costruendo da una settimana per dar modo ai veneti di avere qualcosa da metterci, insomma, davanti alla bocca. Prego. Questo significa che saranno prodotti in Veneto? Made in Veneto. Ma vi dirò di più, anche mascherine chirurgiche made in Veneto. Siamo riusciti a mettere in fila anche una produzione di mascherine chirurgiche. Partiti anche i controlli degli ispettori Spisal nelle aziende che per contenere il diffondersi del contagio sono chiamate a fare la propria parte. Il primo giro di controlli ci porta a dire che abbiamo controllato già 60 aziende in tutte le ULSS, aziende sostanzialmente grandi e anche medio-grandi, e stiamo redigendo proprio una lista delle aziende. Oggi sono ancora fuori, lo faranno tutti i giorni. Penso che questo sia doveroso nel rispetto dei lavoratori. Penso che un centinaio di aziende le possiamo fare al giorno. Se qualcuno ha qualche realtà da segnalare in maniera pulita e serena rispetto al totale, magari il fatto che si disattende totalmente il rispetto delle regole, ce lo dica. Non è un'attività inquisitoria nei confronti delle aziende, ci mancherebbe, sono la linfa vitale della nostra società, ma è pur vero che le aziende senza lavoratori che si ammalino oppure che muoiano non sono più le stesse aziende di prima. Quindi nell'interesse collettivo i lavoratori in azienda o sono tutelati o le aziende è bene che chiudano. Abbiamo trovato assolutamente aziende che usano dispositivi e cercano, come si può dire, al massimo di rispettare le indicazioni e quindi i 13 punti previsti.